Siamo giunti alla sesta corsa, premio Timothy T. Cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1660 metri, 1 Frittelli, 2 Phil Love Bass, 3 Fiorella Jet, 4 Forever, 5 Flora Pan, 6 Fandango Gar, seconda linea, 7 Frida Pax, 8 Flashpoint Call. I favori in chiusura se li contendono Fandango Gar, Fiorella Jet e anche Frittelli, 3 molto seguiti al gioco. Vediamo la fase di lancio con la velocità iniziale di Forever. Forever conquista il comando e va a condurre nei confronti di Frittelli, mentre all'esterno c'è Fandango Gar che supera Flora Pan e cerca di portarsi a ridosso di Forever. Primi 200 metri in 14,3, molto svelti. L'errore intanto di Phil Love Bass permette a Fiorella Jet di accodarsi in terza posizione. Insiste Fandango all'esterno di Forever che prova a tenerlo. Insiste ancora Fandango e si avvantaggia, ma a spesa di 28,8 passa al comando. Terza posizione per Frittelli che precede Fiorella Jet e il resto del gruppo. Esce all'esterno Fiorella Jet ed è seguita nell'azione da Flora Pan. Intanto il 600 in 44,6 con Fandango Gar che conduce. Fiorella Jet si fa luce all'esterno, raggiunge Forever in seconda posizione, poi lungo la corda c'è Frittelli, ancora Flora Pan. All'esterno anche Flashpoint Call che copre Frida Pax. Intanto 1 minuto e un decimo il passaggio agli 800, scusate, 1 e... Sì, da 1,15,1 praticamente, e il chilometro se ne va nell'ordine del 1,15,3 con il parziale ora in 15,2. 500 alla conclusione con Fandango che sempre in difficoltà sotto l'attacco di Fiorella Jet che passa in vantaggio, sposta anche Forever, seguito da Frittelli. Ha preso intanto vantaggio Fiorella Jet, ma scatta Forever insieme a Frittelli, mentre Fandango è in difficoltà. Cavalli al completamento della piegata, Fiorella in vantaggio, Forever che prova ad attaccare a 150 dalla conclusione. Ancora Fiorella Jet in testa con l'attacco interno di Frittelli. Frittelli nel finale passa per vincere nettamente il secondo posto sul palo. Vede in lista ancora Fiorella Jet e Forever, ma Frittelli all'interno li ha bucati tutti ed è andato a vincere con Antonio Di Nardo che raddoppia così nel pomeriggio. Rivediamo le battute conclusive. Frittelli che aveva sgambato molto bene e nel finale coglie il varco giusto in open stretch per passare e vincere per il secondo. Forse Forever regola Fiorella Jet, ma ci sarà probabilmente foto per il secondo posto. La vittoria invece per Frittelli e Antonio Di Nardo. Ancora Gennaro Casillo a segno. Il raddoppio per Di Nardo Casillo, questa volta per conto del signor Antonio Cuciniello.